Questa è la Gatta di Sant'Andrea. Ci troviamo nella città di Padova. Questo monumento è composto da una colonna di origine romana su cui poggia un leone di pietra chiamato dai padovani la Gatta. Per tradizione ci troveremo sul punto più alto della città di Padova sul livello del mare. Il leone scolpito nella pietra sarebbe di origini medievali, ma non è proprio così perché questa è una copia. In realtà la vicenda è molto più complessa. Nel 1200 i padovani avevano sconfitto più volte gli Estensi e avevano preso come bottino un leone di pietra. Con la pace fu restituito, ma i padovani, che si erano affezionati a quel leone davanti alla chiesa di Sant'Andrea, nel 1209 ne fanno uno di nuovo leggermente più grande. La Gatta viene distrutta per la prima volta nel 1797 con la caduta della Serenissima dai francesi scambiandola per un leone marciano. Viene sostituita da una copia realizzata da Felice Chierighin che Pietro Selvatico, storico e critico d'arte, giudicherà non all'altezza dell'originale. Verrà distrutta e sostituita una seconda volta dopo un attacco vandalico nel 1914, venendo distrutta per la terza e ultima volta da un furgone che stava facendo manovra nel 2013. Nel 2015 viene restaurata e collocata dentro il Palazzo Comunale, mentre quella che noi oggi vediamo davanti alla chiesa di Sant'Andrea è una copia. O meglio, è una copia di quella realizzata nel 1914, che è una copia di quella realizzata nel 1797, che è una copia di quella realizzata nel 1209.